L'anno scolastico è iniziato ormai da un paio di settimane e già l'effetto Covid si è fatto sentire anche nelle scuole del Vicentino, complice forse ancora qualche comportamento legato al mantenimento di uno stile vacanziero ricreativo. I tempi sono ancora troppo stretti tecnicamente per parlare di un contagio intrascolastico. Sta di fatto che alla fine il numero delle classi in quarantena non è di poco conto. Noi siamo a circa 50 classi interessate, vuol dire classi che hanno almeno un positivo, con 7 casi secondari attualmente. Numeri comunque nella media delle altre USL del Veneto. Ad essere maggiormente colpiti sono i ragazzini di elementari e medie, mentre l'effetto vaccinazione si fa sentire positivamente tra gli studenti delle superiori, dove il numero dei contagiati rimane basso. Mentre il mondo della scuola fa i conti con i contagi, l'effetto Green Pass obbligatorio vede anche nell'USL un incremento consistente di chi si è recato ai centri vaccinali del territorio. Contiamo almeno un 10-12% in più di accesso al momento. Chiaro, anche di giorno però si presentano anche persone a chiedere o liberamente, soprattutto sotto i 25 anni, in cui appunto è possibile anche l'accesso diretto. Infine è partita anche la somministrazione della terza dose per i cosiddetti pazienti fragilissimi. Abbiamo cominciato anche come prima seduta qui nei CVP, specifico che le chiamate, la possibilità di prenotazione sono intanto per gli individui utenti, pazienti immunodepressi e trapiantati selezionati dai centri specialistici.